Una serata di baldoria finita in tragedia. Potrebbe essere questo l'epilogo di una sera di bevute tra tre soggetti di origine indiana ad Arzignano. L'alcol che fa straparlare rende aggressivi, una parola di troppo e scatta la lite, pugni, calci, spintoni ed uno dei tre, un 37enne, finisce a terra. Sono le 22 di lunedì sera quando in via Alberti, angolo con via del Santo ad Arzignano, si sentono delle grida attutite dalle finestre chiuse delle case, poi un tonfo, ma fuori non si vede nulla. Saranno le telecamere di videosorveglianza della ditta, le cui immagini sono state requisite dai carabinieri a far luce sulla dinamica. E stava guardando la televisione e noi l'hanno sentito, io ho sentito come un grido, a un certo punto, però ogni sera c'è schiamazzi, gente che passa, gente che va, ma non c'era niente. Il corpo del 37enne a terra, forse svenuto per le botte ricevute, passerà tutta la notte dietro il muretto di una ditta a qualche centinaio di metri dal camioncino parcheggiato nel cortile di alcuni palazzoni dove normalmente trascorreva la notte. A far scattare l'allarme gli addetti dell'azienda arrivati per aprire l'attività. Sul posto arrivano l'ambulanza e i carabinieri. Il 37enne sembra ancora vivo, respira, come racconta un residente che preferisce non essere filmato. Noi abbiamo visto anche mia moglie che si muoveva, si muoveva lì. Dopo sinceramente ho visto che mi sembra, ho detto, un indiano. Morirà poco dopo. Il corpo e la testa sono pieni di lividi, forse cadendo nel corso della lite ha sbattuto violentemente il capo. Sarà l'autopsia ora che dovrà chiarire se vi sia una correlazione tra le botte, la caduta e il decesso. Intanto i carabinieri hanno sottoposto a fermo due uomini, sarebbero gravemente indiziati dell'omicidio del 37enne.